La Corsica non è sempre visibile da Genova. La visione dell'isola è possibile soprattutto in inverno, quando la visibilità è migliore. Gli orari favorevoli sono il mattino e la sera. Esprimendo un'impressione repentina, nonostante i 180 km di distanza, il profilo defilato della Corsica sembrerebbe talmente vicino da poter essere raggiunto da una imbarcazione leggera a remi. In realtà la situazione è ben diversa. Questo video, ripreso dalle alture di Begato, mostra in basso il porto di Genova e la lanterna, mentre in alto a sinistra è possibile scorgere la parte nord della Corsica. Tenete presente che la visione di simili spettacoli è dovuta alle basse temperature. Sulla sinistra è visibile il Monte Stello, sul famoso dito di Capocorso, alto 1307 metri. In mezzo spunta il Monte Asto, 1533 metri, posto più all'interno. Sulla destra invece svetta il Monte Cinto, la montagna più alta dell'isola, con i suoi 2702 metri. Dalle coste liguri riusciamo a vedere una parte dell'isola, cioè solo i rilievi superiori ai 900 o 1000 metri d'altitudine. Mentre salendo di quota riusciamo a scorgere ciò che è nascosto dalla curvatura terrestre, quindi le rive dell'isola. Nessun miraggio, nessuna rifrazione. La Corsica che noi vediamo non è frutto di effetti atmosferici, ma bensì è la realtà fisica di ciò che stiamo osservando. Anche se, dalle basse altitudini da cui si osserva l'isola è impossibile vedere le rive opposte, quindi vedremo solo i rilievi montuosi più alti per via della curvatura terrestre. Come disse Tiziano Terzani, questo è un altro aspetto rasserenante della natura, la sua immensa bellezza è lì per tutti. Nessuno può pensare di portarsi a casa un'alba o un tramonto.